benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Intanto ci troviamo in una bellissima cornice, come si suol dire, che ha visto da poco concludersi i lavori di restauro di questo ciclo dedicato alla storia universale. Siamo nella sala di battute di Conegliano e quindi anche grazie a chi ci ospita e a chi ha messo a disposizione per questo nostro incontro lo spazio nel quale ci troviamo, che è davvero pregevole. A breve sarà inaugurato in modo ufficiale, ma buttate già l'occhio, vedete che il lavoro è emerso davvero. Siamo in un contesto fortunato e speciale. Ci troviamo qui per un incontro del Festival Biblico, lo dedichiamo quest'anno al tema Il potere del limite. Questa edizione del Festival Biblico è la 22esima, la seconda per quanto riguarda la nostra diocesi qui a Conegliano. L'anno scorso e quest'anno stiamo svolgendo il Festival Biblico appunto nella città del Cima. 15 eventi iniziati il 7 maggio che vanno a completarsi proprio nella giornata di oggi. Il tema dell'incontro che adesso vivremo insieme: potere e limiti del linguaggio per una comunicazione costruttiva ed efficace. Il potere del limite è il tema del Festival Biblico. Quest'oggi ci soffermiamo in particolare sul linguaggio, sui poteri e sui limiti che il linguaggio porta con sé, quindi un incontro particolarmente dedicato al tema dell'informazione e della comunicazione. Ricordo gli sponsor: Fondazione Dina Orsi, l'Azione, il settimanale che dirigo, e Pimmel. L'incontro di oggi inoltre vede il patrocinio della FISH, che è la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, in qualche modo rappresento come delegato del Triveneto, e poi anche vi è il patrocinio dell'UCSI, Unione Cattolica Stampa Italiana, che è rappresentata qui da un consigliere del direttivo regionale, Alvise Sperandio, che invito a venire qui per un saluto a tutti noi e ai giornalisti presenti. Grazie Don Alessio, ho preparato un paio di righe. Buona giornata a tutti, benvenuti e bentrovati in questa bellissima sede. Porto il saluto appunto dell'UCSI, che è l'Unione Cattolica Stampa Italiana, del suo presidente regionale Mimmo Vita, dei componenti della giunta di cui mi onoro di far parte. E direi che questo di oggi è un incontro importante, ma soprattutto utile ai giornalisti per la professione di tutti i giorni. Si parla per l'appunto di potere e limiti del linguaggio per una comunicazione costruttiva ed efficace. Un giornalismo vero, un giornalismo autentico, è un giornalismo che non teme alcun potere, che non si fa condizionare, che non si piega. Il giornalista che lavora per informare, raccontando fatti che sono veri, verificati con la necessaria continenza, è un giornalista che sa usare un linguaggio che in fondo è adatto, è completo, è equilibrato. Potremmo dire un linguaggio senza mancanze e senza eccessi, quindi un linguaggio libero. E allora per una comunicazione costruttiva ed efficace, alla fine la scelta di fondo credo sia quella che ci indica anche il Papa nel suo recente messaggio: custodire voci e volti umani. Bisogna mettere al centro la persona, non il potere, e ricercare il bene comune, non l'interesse di parte. Ovviamente non è facile farlo, ma potere non è solo un sostantivo, è anche un verbo, quindi possiamo. Come possiamo? Oggi cerchiamo di capirne di più. Ringrazio i promotori e ringrazio i relatori autorevoli che porteranno il loro contributo e ci aiuteranno, credo molto, a rispondere a questa domanda. E quindi buona domenica, buon incontro a tutti e grazie. Grazie Alvise. Approfitto per qualche informazione di carattere tecnico. Come è stato giustamente ricordato, ci sono anche circa una ventina di giornalisti presenti a questo incontro, che vale anche ai fini dell'ottenimento dei crediti. Allora, in vista così dell'ottenimento dei crediti, è necessario che l'incontro duri 2 ore, ma noi faremo così. Allora, iniziamo adesso fino alle 16:15, 16:20. Faremo una piccola pausa in modo tale che chi desidera poi partecipare all'incontro che si tiene alle 16:30
presso l'ex convento San Francesco potrà muoversi, i giornalisti invece dovranno restare qui e ovviamente anche chi desidera continuare la riflessione sul tema della comunicazione costruttiva su cui oggi ci soffermiamo. D'accordo? È abbastanza chiaro, quindi vi raccomando ai giornalisti fino alle 17 dovete fermarvi in questo contesto. D'accordo, allora io terrò d'occhio un po' l'orologio in modo tale che siano rispettate queste indicazioni. Vengo a presentare, e per me è un onore e anche una grande gioia, i due relatori che sono qui accanto a me. Alla mia sinistra Assunta Corbo, giornalista freelance e autrice. Nel 2019 insieme ad altri colleghi giornalisti ha fondato il Constructive Network, primo network di professionisti dell'informazione e della comunicazione impegnati nella divulgazione del giornalismo costruttivo. È un tema che mi sta particolarmente a cuore e ci tenevo tanto che se ne potesse parlare quest'oggi. Ci sono anche delle sue pubblicazioni in fondo alla sala. Ne segnalo una in particolare, il giornalismo come relazione, ma ci sono anche altri titoli in versione A1 come il giornalismo costruttivo può cambiare la società, e poi un altro libro che ho avuto modo di leggere ancora al suo tempo, del 2015, quello sull'importanza del ringraziare, una dimensione che dovremmo davvero frequentare e conoscere di più. Mi fermo qui, poi ci sono altri aspetti ma eventualmente li metterai in evidenza tu. Alla mia destra Don Manuel Belli, sacerdote della diocesi di Bergamo, insegna storia e filosofia al liceo Decio Celeri, giusto di Lovere, sì, più o meno. Celeri, ecco, sì, l'accento, pensavo, ecco, filosofia, insegna anche filosofia teoretica all'Istituto di Scienze Religiose di Bergamo e teologia sistematica all'Istituto Teologico di Bergamo. Accanto all'insegnamento è il ministero pastorale e viceparroco di una unità pastorale con 6 parrocchie, in una valle del Bergamasco, anche su questo magari poi ci dirai qualche cosa di più. Anche per quanto riguarda Don Manuel sono molto contento che sia presente, forse alcuni di voi hanno avuto modo di conoscerlo per i suoi video YouTube, per quello che scrive su Facebook nella pagina Scherzi a parte e anche su una bella pubblicazione, Le confessioni di un parroco imbruttito, che troverete anche in questo caso in fondo alla sala, quindi sono molto curioso di sentire il suo intervento. Lascerei innanzitutto la parola ad Assunta perché ci parli un po' di potere e limiti del linguaggio, magari declinandolo soprattutto dentro questa splendida cornice che è quella del giornalismo costruttivo. Assunta, a te la parola, facciamo un applauso. Grazie. Grazie Don Alessio, io sono molto contenta di essere qui perché parlare di giornalismo costruttivo di fronte non soltanto a colleghi, che ringrazio di essere qui oggi, mi spiace vi toccano 2 ore, ma anche di fronte a persone che fruiscono dell'informazione, no? Tutti noi ormai non possiamo farne a meno, c'è chi prova a dire io non mi informo più, non leggo più i giornali, non guardo più il TG, ma tanto ci arrivano lo stesso, no? Perché arrivano per tanti formati, con tanti formati su tanti canali. E allora mi piace l'idea di raccontarvi il giornalismo costruttivo. Io ho scelto di fare la giornalista quando avevo 19 anni. Ero all'università e ho deciso, l'unica in famiglia, di voler abbracciare questa professione. I miei genitori mi hanno detto: ma come ti è venuta in mente? Io volevo raccontare storie, volevo fare in modo che insomma in qualche modo qualcuno potesse raccontare anche quello che di bello c'è nel mondo. Ma ero giovane e ho dovuto accettare tanti compromessi, che sono un po' i compromessi che vengono chiesti ai giornalisti oggi per poter lavorare, sia in redazione che da freelance. Io sono sempre stata freelance, ho lavorato su testate nazionali che tutti leggiamo quotidianamente, e poi a un certo punto mi sono resa conto che il lavoro che avevo scelto molti anni dopo, quei 19 anni, non lo stavo facendo come avrei voluto, perché mi accorgevo che la fotografia che io restituivo alle persone che leggevano gli articoli non era quella poi della realtà quotidiana che vivevo. Perché vi invito a fare questa piccola riflessione. Se noi proviamo a pensare ai titoli delle notizie lette nell'ultima settimana, pensateci un attimo.
E poi pensate alle cose che vi sono accadute nell'ultima settimana, nella realtà, nella quotidianità, alle persone che avete incontrato, alle parole che avete ascoltato, ai momenti che avete vissuto, belli o brutti, perché poi la vita si sa, non risparmia nessuno, però quanta differenza c'è come percezione. E a un certo punto della mia carriera, intervistando spesso psicologi e psicoterapeuti, mi hanno detto una frase che ancora oggi quando la dico mi fa venire i brividi, perché mi hanno detto: l'informazione è entrata nella stanza della terapia. Da giornalista mi sono sentita male, perché ho detto: in che senso? Mi state dicendo che persone vengono in terapia perché sopraffatte dall'informazione? Sì. E allora lì è nata un'esigenza di andare a cercare qualcos'altro che un altro modo di fare giornalismo. E così, cercando, insomma, quella curiosità che contraddistingue la professione, ho trovato questa corrente, giornalismo costruttivo, nato in Nord Europa e poi si è sviluppato in altri paesi dell'Europa, ma si è sviluppata anche una corrente negli Stati Uniti che si chiama solution journalism, giornalismo delle soluzioni. Queste due correnti guardano nella stessa direzione. E qual è la direzione? Non è la direzione di un giornalismo positivo, perché questi psicologi, e poi anche il professor Martin Seligman, che è il padre della psicologia positiva e col quale io ho scambiato delle mail bellissime qualche anno fa, lui lavora all'Università della Pennsylvania, lui mi spiegava che anche le buone notizie non vanno bene, perché quando noi pensiamo che sia tutto bello, poi andiamo là fuori e non lo è, perché è evidente. Quindi le notizie negative ci fanno star male, le notizie positive ci creano dei miti, degli eroi con i quali non riusciamo a identificarci. E quindi non vanno bene neanche quello. Allora cos'è che funziona? Funziona il giornalismo costruttivo, quello che si occupa anche dei limiti di cui si parla in questo festival. E allora lì ho cominciato a studiare questo giornalismo costruttivo e ho iniziato a studiarlo partendo da un dato. Sapete qual è la percentuale di fiducia che noi italiani abbiamo nell'informazione? Zero addirittura, c'è chi è più tragico del previsto. È il 36%, dato del Digital News Report che esce ogni anno a giugno, fra un po' uscirà il prossimo, ma quello dello scorso anno era questo. E negli ultimi 10 anni non si è mosso dal 36-40. Sapete qual è il tasso di fiducia nell'informazione nei paesi del nord Europa dove è nato il giornalismo costruttivo? Il 60%. Questo vuol dire che lì sono riusciti in qualche modo a costruire un legame con il pubblico, con le persone. E l'hanno fatto come? Quindi raccontando sì, partendo sì dai problemi che vive il nostro tempo, la nostra società, che vivono le nostre comunità, però non si è soffermato, non si sofferma il giornalismo costruttivo nel problema. Se voi ci pensate, gli articoli che noi leggiamo, i servizi che ascoltiamo, ci rendono veramente laureati in problemi, no? Li conosciamo benissimo in tutte le sfumature. Ma chi ci racconta le soluzioni che qualcuno sta mettendo in piedi da qualche parte nel mondo per risolvere anche solo una piccola parte di quel problema? Allora a volte ce le raccontano come buone notizie. C'è qualcuno che fa qualcosa di straordinario. Ma è utile? È ispirazionale quello? E allora il giornalismo costruttivo dice: partiamo dal problema, che è il contesto, la crisi climatica, la povertà, questi temi giganti. Proviamo a suddividerli in pezzi di un puzzle, perché non possiamo avere la soluzione al problema. E poi andiamo a cercare chi sta facendo qualcosa per risolverlo. E quando l'abbiamo trovato non ci limitiamo a raccontare quanto di straordinario stanno facendo queste persone, ma raccontiamo come lo stanno facendo, portiamo dei dati concreti su come lo stanno facendo e sul perché funziona, e li raccontiamo
raccontiamo i limiti, perché per onestà è giusto che le persone sappiano, adesso vi faccio anche degli esempi per farvi capire, che nel nostro vivere quotidiano non ci può essere la soluzione perfetta, adattabile a tutto e a tutti. Per esempio, il tema della crisi climatica, che è un tema che sentiamo tutti e sul quale ci hanno veramente ormai fatto capire che abbiamo fatto grandi danni, che il mondo il pianeta si sta ribellando a noi, però ci sono anche delle comunità che si stanno adattando alla crisi climatica. E allora parlare di adattamento, raccontare come questo sta avvenendo, significa ispirare qualcuno a farlo, ispirare altre comunità a portare dei miglioramenti. Non so se avete mai sentito parlare, vi faccio questo esempio pratico, del volo dell'angelo in Basilicata, un po' distante da qui, ma non so se qualcuno di voi ne ha mai letto. Questa è un'attrazione turistica, Dolomiti Lucane, quindi nel cuore della Basilicata, un territorio pieno di borghi che si stavano completamente svuotando. È lucana lei? No. Ah, ok. Di borghi che si stavano svuotando, come succede veramente in tantissimi borghi, non solo al sud, ho scoperto poi anche in centro Italia, anche al nord, perché i ragazzi vanno via per cercare lavoro, perché le opportunità sono inferiori, perché gli spostamenti sono complessi, eccetera. Quindi lì si stava impoverendo tutto. Cosa hanno pensato? Hanno pensato di creare un'attrazione turistica che in qualche modo potesse far venire qualcuno in più. Quindi tutte quelle case abbandonate sono diventate dei B&B, sono diventati degli alberghi diffusi, le attività commerciali hanno ricominciato a vivere, i ragazzi si sono fermati perché c'era lavoro e a distanza di 14 anni quel territorio è di una ricchezza economica incredibile. Questa è una storia che ha raccontato una collega, Isa Grassano, sul nostro magazine News48.it, che potete leggere tutti perché è gratuito, online, su cui raccontiamo proprio queste storie. E a me ha emozionato molto perché quest'estate sono passata da quei territori e la signora del bar della piazza di uno di questi paesini mi dice: mi commuovo ancora oggi perché non vedo più i ragazzi bighellonare in giro, li vedo tutti impegnati, tutti sorridenti. Qui non c'era più una camera d'albergo, ora ci sono 24 strutture. Hanno aperto i ristoranti, si sono attivate tutta una serie di attività commerciali e quindi c'è gente che è ritornata al paese per lavorare, perché poi la qualità della vita era migliore. Quindi questo che cosa significa? Che raccontare queste storie ha fatto poi sì che altri borghi fossero ispirati da questa storia. E quindi sono nate altre attività turistiche simili. È nato un gruppo di sindaci che si è messo al lavoro per capire come rivalutare il territorio. E questo è stato possibile grazie anche al giornalismo costruttivo, perché se nessuno conosce queste storie non possono generare altre storie. Quindi quello che vi invito a fare ai colleghi, poi insomma nell'ultima mezz'ora ci sarà modo di farci delle domande, di parlare di cose più tecniche, però quello che invito a fare i colleghi, ma anche noi tutti che ci informiamo, perché poi i giornalisti si informano esattamente come tutte le altre persone, anzi sono obbligati poi a leggere veramente tutto, è di cominciare a prestare attenzione all'informazione di qualità e iniziare a sceglierla, perché un tempo, non vedo giovanissimi, quindi so di poterlo dire, un tempo l'informazione era tutto sommato passiva, no? Si leggeva il giornale e finiva lì. Adesso l'informazione permette un dialogo, oltre a essere aumentata incredibilmente come quantità di notizie, ma consente un dialogo, consente la partecipazione attiva del pubblico. E allora questo significa che noi dobbiamo diventare anche attivi nell'informarci. Quindi dobbiamo cominciare a cercarci delle fonti, affezionarci a delle firme che lavorano in un certo modo. Dobbiamo cominciare a scegliere anche per rispetto alla nostra intelligenza
e al nostro benessere, cominciare a scegliere l'informazione che ci aiuta a capire la complessità del mondo. Perché il giornalista è questo che deve fare. E il giornalismo costruttivo non è un approccio nuovo. Il giornalismo costruttivo non è altro che il giornalismo come è nato, come servizio pubblico, come un servizio che viene dato alle persone, ai cittadini, per capire che cosa sta succedendo, per crearsi un proprio pensiero su quello che sta succedendo, cercando con onestà più che con obiettività, perché anche questa cosa dell'obiettività che ci chiedono a noi giornalisti di essere obiettivi, ma come si fa a essere obiettivi quando si è degli esseri umani? Come posso io essere obiettiva se inevitabilmente sceglierò di raccontare storie che mi toccano di più, fare domande che sento più importanti per me, raccontare la storia da un punto di vista che è quello che è dettato dalla mia esperienza. Quindi io non posso essere obiettiva, ma posso essere onesta. Posso dire quando sto esprimendo un'opinione, posso raccontare anche quello su cui io non sono d'accordo, un atto di coraggio importante per un giornalista oggi. Posso tornare su una notizia se c'è qualcosa che è cambiato, e invece pensiamo a quante notizie di cronaca restano lì, non sappiamo più niente, perché a un certo punto non interessano più l'algoritmo dei social network e quindi basta. No. Le persone hanno bisogno di chiudere il cerchio, il giornalista deve continuare quel lavoro. Ecco, questo è un po' l'invito che voglio lasciarvi oggi e l'invito anche del giornalismo costruttivo, che è importante per chi fa informazione, ma è importante conoscerlo anche per chi questa informazione la vive dall'altra parte. Perché se tutti siamo consapevoli che è possibile un'informazione di qualità, allora la andiamo a cercare. Se non lo sappiamo, giustamente, ci affidiamo a quello che ci arriva in maniera passiva. Grazie. Grazie Assunta. Avevo in mente una domanda, ma hai già un po' risposto, perché questo giornalismo costruttivo potrebbe apparire qualcosa di tecnico per i giornalisti, ma in realtà è già una prospettiva anche per i lettori, per chi fruisce le informazioni, come invito a saper fare delle scelte e anche a partecipare in modo costruttivo alla costruzione delle notizie. Ma in caso riprendiamo dopo. Va bene. Adesso invece lascerei la parola a Don Manuel Belli, l'ho già presentato prima, e cambiamo un po' versante, perché tra i limiti e i poteri della comunicazione c'è anche un discorso da fare sui limiti e poteri della comunicazione nell'ambito ecclesiale. Non so, dacci un po' il tuo punto di vista su questo, è un po' un mare magnum, ma insomma confidiamo nella tua capacità. Stiamo in piedi perché così anche gli ultimi ci possono vedere e soprattutto li vediamo anche noi se sono attenti a me. Don Manuel, a te la parola. Che è una cosa verissima. Io insegno a scuola e la prima fila per copiare, tu non li guardi mai quelli in prima fila, guardi sempre quelli dell'ultima fila, quindi è suggeritissimo. Allora, non sono un grande esperto, nel senso che non ho mai speso troppi pensieri o troppa formazione teorica su questo tema. Ho provato a giocare un po' con i social e qualcuno vede alcune robe, quindi vi dico delle pensieri che potrebbero essere delle baggianate colossali, poi casomai me lo dite se non funziona. Però volevo partire da un aneddoto che ieri sera, non so se qualcuno c'era ieri sera allo spettacolo di Niccolò Govoni, non so se avete notato sta cosa, mi ha colpito, avendo un po' nell'orecchio le cose che volevo dire oggi. Per 3 volte lungo il suo spettacolo ha detto ieri sera c'è stata questa presentazione, per chi non c'era, perché se no non si capisce niente, dove Niccolò Govoni ha presentato un po' come è arrivato alla sua scelta di costruire una serie di scuole in giro per il mondo a partire dalla sua adolescenza, e per 3 volte nei momenti un po' cruciali delle scelte che ha fatto ha detto: mi ha mosso una cosa che non te la posso dire, perché sono quelle cose che nella vita non si possono dire, però le senti, quando le racconti già sbiadiscono, perché però sono i motori che tu hai dentro. Alla fine ha svelato che cos'era questa cosa, quando l'ha detto per la 4ª volta, ieri sera ha detto: quella roba qua la chiamerei fede,
quella cosa che mi ha spinto tante volte nella vita a prendere alcune decisioni. Lui ha detto non la fede quella dei credenti in Dio, neanche la fiducia, ma è una cosa a metà, la fede nell'uomo. Però l'ha chiamata fede, no, questa cosa qua. E mi è venuta una domanda: ma si può parlare di ciò che ha a che fare con la fede? Sì, di Chiesa se ne può parlare, la Chiesa è un'istituzione come tutte le altre, ma di ciò che è lo specifico della Chiesa, che è la fede. Ma quel dibattito è lunghissimo, se si può o no parlare di cose che hanno a che fare con la fede. Vi evoco dei traumi da liceo, posso? Vi ricordate Wittgenstein? L'avete fatto in filosofia? Perché tanti non lo fanno. Vabbè. Comunque Wittgenstein è questo filosofo che scrive quest'opera fondamentale per la filosofia analitica, che è il trattato logico-filosofico, e l'ultima riga è la più famosa di tutte. Probabilmente nessuno ha mai letto nulla di Wittgenstein, tutte le righe precedenti, ma l'ultima la sanno tutti, che è quella che ciò di cui non si può parlare si deve tacere. E questa frase ormai la trovate anche nei Baci Perugina, insomma, di Wittgenstein. E lui dice non si può. Tutto quello che ha a che fare con la fede, con le convinzioni personali, se ne può parlare, ma non se ne può parlare con un linguaggio scientifico, perché le parole vogliono dire talmente tante cose, non corrispondono semplicemente a un fatto, e che è complicatissimo parlarne. Come vuoi fare? È impossibile arrivare a una conclusione, no? Qualche anno prima ce n'era stato un altro che era entrato in questo dibattito, altro trauma da liceo, che era Kierkegaard, che diceva certo che se ne può parlare, ma solo in modo paradossale. Nel senso che è difficilissimo parlare in modo univoco di ciò che ha a che fare con la fede, con le scelte personali. È un dibattito enorme. Si può parlare allora di scelte personali, di fede, di ciò che è lo specifico, no, del motivo per cui esiste la Chiesa. E se non se ne parla, si capisce qualcosa del motivo per cui esiste la Chiesa? Nel mainstream, cioè nella comunicazione di massa, più o meno andiamo in prima pagina se ci sono stati grandi eventi o se ci sono stati grandi scandali. Grosso modo sono un po' questi, no, i due modi, e ci sta, è onesto. Però il credente medio che sente ste robe qua dice ma io mi ci ritrovo, non è quella roba lì la Chiesa per me, perché dietro c'è qualcos'altro. Dello specifico se ne può parlare, ci si può capire ed è interessante. Ecco, questo mi sembra una cosa, una pista, no, che si può prendere per fare qualche pensiero. Scusate, mi sono segnato due cose perché proverete a avere la mia età, no, ieri stavo parlando agli insegnanti di religione e ho detto dai che mi confondo, dico cose là, cose qua, poi non si capisce più niente, no. Allora, una roba su come si potrebbe fare, su alcune intuizioni che mi sono venute. Non so se vi capita di sfogliare qualche anno il rapporto giovani, che è questa ricerca che viene fatta dal Centro Toniolo dell'Università Cattolica di Milano, e ogni anno fanno questa ricerca sociologica su quello che i giovani pensano di diverse cose. C'è sempre una cosa che viene chiesta, un voto da 1 a 10 alle istituzioni, e c'è un elenco di istituzioni. Secondo voi qual è quella che prende di meno? No, non è la Chiesa, visto, vi ho ingannato, mi aspettavo che dicevate la Chiesa, ma non è la Chiesa. I partiti non arrivano a 2. Sembra che i giovani italiani dei partiti in fiducia bassissima, almeno su questa ricerca, e la Chiesa non è messa bene. Allora, l'ultimo dato che ho trovato online, perché confesso che non lo compro tutti gli anni, sono andato a vedere l'ultimo dato che si trova online, è del 2019, non è che penso che sia cambiato tantissimo dal 2019, adesso 4 prende la Chiesa, 4,1, mica tanto bene, insomma. Poi c'era anche un'altra cosa interessante, sempre di una ricerca che ha fatto il centro Toniolo. Secondo voi invece per i giovani il valore più importante? Allora, una è la libertà, ma a pari merito una cosa che mi ha stupito, la famiglia. Che tu dici, ma veramente la famiglia, io, cioè, se dovessi campare le mie parrocchie sui matrimoni è finita, faccio la fame, nel senso che mai arriva più nessuno qua a sposarsi. C'è una chiesa bellissima, venite da me se avete bisogno, molto bella, c'è un panorama e vicino c'è anche un ristorante e abbiamo una parte del vabbè, andiamo avanti. Allora, ci ho provato, no, non funziona, cioè non abbiamo questi grandi numeri. Invece la famiglia, però, attenzione, c'è un però da dire. Sempre in questa ricerca sulla Chiesa hanno chiesto per un anno, se non mi ricordo male nel 2022, ma non sono sicuro, il valore che davano un punteggio a Papa Francesco.
87%, 87 ha preso su 100 come punti. Guardate che sarebbe il, come si chiama, CEO peggiore della terra, la sua azienda 4 e l'amministratore delegato 8,7. Poi non si capisce se è Dio, l'amministratore delegato non ci si arriva più, però insomma quello che fa girare un po' le robe prende 8 e la sua azienda 4, sarebbe un macello. E poi la famiglia, già la famiglia, però se vai a vedere un po' la ricerca, nelle ricerche qualitative, certo che anche negli anni 50 in Italia era la famiglia l'istituzione che più funzionava, però famiglia voleva dire papà, mamma, sposati in chiesa con dei figli. Adesso vuol dire uomo con un cane, papà e mamma con figli, papà e mamma senza figli, una donna col figlio, 2 uomini, 2 donne, vabbè, lo decido io quella che è la famiglia, non l'istituzione, però la famiglia, quella che ho deciso io. Attenzione, non lo dico con valutazione, pensatela come volete, non è questo il problema. Arrivo al dunque, all'istituzione non si dà niente, ma non c'è proprio possibilità di essere ascoltato dal punto di vista istituzionale, e questo è un bel problema. Ci si arriva all'istituzione, chiesa, ci si arriva, ma non è il punto di partenza. Non mi interessa in quanto istituzione, mi interessa se c'è una persona, magari anche legata all'istituzione, che mi sembra che abbia qualcosa di interessante da dirmi. E questa cosa qua da un lato è molto affascinante, da un lato mette anche molta ansia. Com'è che lo chiamate il prete voi nelle vostre parrocchie? Il don. Ho dei confratelli anziani che quando sentono don gli parte la tachicardia. Don glielo dice a tuo fratello, io sono il reverendo parroco. E ho ancora delle persone che abitano in parrocchie che non se la don, la vedono come una cosa un po' troppo di sinistra, insomma, chiamare il prete don e ci metti almeno il nome, e quello te lo passano. E però ci sei il don, non perfettamente intercambiabile con un altro, tutti con la veste nera e che fanno una serie di cose che più o meno in una parrocchia o nell'altra coincidono. Ti ascolto, perché non passiamo inosservati, ma ti misuro. E a me non interessa se tu sei rappresentante della Chiesa Cattolica, mi interessa chi sei tu. Se hai qualcosa di interessante da dirmi, ti ascolto anche. Ma non penso che tu sia autorevole perché rappresenti un'istituzione, penso che tu sia degno di ascolto per la persona che sei. Bellissimo, ma che ansia, non c'è più la rete di sicurezza se fai alcune cose. Quanti minuti ho ancora? Ce la faccio, arrivo a dire una roba. Mi sembra e me la spiego così, no, il fenomeno un po' della comunicazione con i social. Adesso sono registrato. Vabbè, ma tanto penso che non diventerò vescovo, anche se dico questa a posto, ma sì, dico sta cosa, tanto non penso che me la carriera sia già compromessa da tempo, no, nel senso, la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, sui social va peggio di me, ho più visibilità io, ci mancherebbe, no, non ci mancherebbe, toglietelo, la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, quando parla Sequeri, che per me è un maestro, arriva, adesso vi dico sta cosa, me la tiro un pochino, siamo andati a fare un convegno in Emilia Romagna e prima di me ha parlato Sequeri, che è uno dei grandi, avete presente, tu sei là, mi aveva scritto lui, oltre che scrivere cose così, scrive libri molto più interessanti di teologia. Abbiamo fatto il convegno, io ho fatto migliaia di visualizzazioni, lui molto meno di 1000. No, ma come me la spiego questa cosa qua? Perché l'istituzione non ti do niente, non mi interessa se sei un'istituzione, mi interessa se te più o meno so cosa dici. È una cosa tremendamente interessante ma molto anche preoccupante, perché se quelli dice cose più intelligenti di me oggettivamente, però fa parte di un'istituzione, non lo leggo una faccia e questa cosa qua non l'ascolto, no? con questa non so chi è, non mi interessa se rappresenta un'istituzione, vorrei sapere chi è. Il rischio è anche quello dello stereotipo, chiaramente, poi quando diventa, dai, citiamo Paolo VI, non citiamo più maestri ma testimoni, il maestro dice una cosa che la può dire lui, la può dire anche un altro, il testimone dice una cosa che è la personalizzata, che viene proprio da lui. E io me lo spiego così un po' il fenomeno dei social, perché uno viene ascoltato? Perché ci hai messo la faccia e dietro vedo un pochino che questa roba qua non è soltanto un messaggio intercambiabile, ma te in qualche modo di questa cosa qua mi sembra che c'entri con la tua vita. Non so se state assistendo a quello che succede in Francia, sta aumentando un sacco il numero dei catecumeni, cioè degli adulti che ogni anno chiedono il battesimo. La Croix, che è il giornale cattolico un po' in Francia più letto, ha fatto una prima ricerca su questo tema ed è emerso che più di 3/4
l'innesco è stato che ha visto un video su un social e a un certo punto ha iniziato un po' a interessarsi. Non è stato il punto di approdo, ma è stato un punto di partenza. Questa cosa qua mi ha interessato, ho visto uno che ci ha messo la faccia, ha detto delle cose e mi è sembrato credibile, al di là dell'aspetto istituzionale. Certo, vado verso la conclusione, il rischio è quello dello stereotipo, poi andate a vedere. No, giornalisti presenti, abbiate pietà di me, non sto parlando di voi, ma gli articoli che escono, ad esempio quando ci sono le ordinazioni sacerdotali a Roma, lì se ne interessano di solito 2 giornali cattolici che per convenzione chiamiamo ciò che ha a che fare con il futuro e una cosa che si osserva da Roma. Ok, chiamiamoli così per non fare i nomi. E in questi 2 giornali, che non so cosa abbiate capito voi, non li ho nominati, si raccontano le storie, no, di questi tizi qua, e salta fuori, no, mi ricordo quello dell'anno scorso, dalla Roma all'altare, che dice: ma Totti si è fatto prete. Poi vai a vedere, era sto ragazzino che è entrato in seminario, ha fatto i pulcini nella Roma e adesso ha voluto andare in seminario. E vabbè, dalla Roma, stai sereno, si è fatto i pulcini nella Roma. Quest'anno invece c'era quello del futuro, invece, dalla banca all'altare. Vabbè, uno che ha lavorato 2 o 3 anni in banca, cioè adesso una volta che se lavoravi in banca, il posto fisso è sacro, citazioni che Cozzalone, ed eri a posto così, adesso vabbè, più o meno uno come gli altri, e dalla banca all'altare è un po' antisonante, insomma, sta roba qua, e rischi lo stereotipo, no? Dove? Perché il problema del personaggio c'è. Cioè, ovvio che chi mi vede su YouTube vede un personaggio, non la mia persona. Mia mamma mi trova comunque detestabile in tanti miei aspetti, anche se poi vede i miei video su YouTube, è la prima che commenta tutti i giorni le cose, però lei vede delle altre parti che su YouTube posso censurare di me. Certo che c'è il personaggio, il rischio però è enfatizzare il personaggio con questi schemi, no? Della contraddizione, della conversione a tutti i costi, dello spiritualismo a tutti i costi. E allora concludo, non lo so perché siamo entrati in questa nuova epoca dove tanto si comunica con i social, credo sia un'opportunità. La Chiesa ha dedicato addirittura un paragrafo a questo tema nell'ultimo sinodo dei vescovi, parlando dei missionari digitali, incoraggiando questa cosa qua, che ci piaccia o no andrà fatto, cioè non è una cosa che possiamo andare indietro. Tutte le volte che il Vangelo ha usato un altro media è stato un problema. Immaginate quando c'è stata la stampa, c'erano i libri, l'elenco dei libri che non potevi avere a casa. Anche adesso magari ci preoccupiamo un po', no, di questo nuovo modo. È inevitabile che sia più personale, il rischio è un po' quello dello stereotipo, il limite, no, che io vedrei. Mi domando se una comunicazione, non so, quella cosa che mi sembra, chiudo, che funzioni di più è un po' il demitizzare, cioè quando uno vede che il Vangelo non è una roba inarrivabile, ma dentro la Chiesa ci sono delle persone che cercano di mettersi in rete per provare a vivere il Vangelo con anche i chiaroscuri di una vita personale. Ecco, mi sembra questo, no, il potere che il social, che è inevitabilmente legato a una persona, cerca un po' di trasmettere nella comunicazione che si fa del cuore della Chiesa, che è il tentativo di dire la fede. E grazie dell'ascolto. Grazie Don Manuel, tra le varie suggestioni che hai condiviso mi ha colpito molto il riferimento all'istituzione che non parla. Per poter parlare ci vogliono piuttosto storie di persone, questo diventa più efficace e in questo trova anche un collegamento con quanto prima Assunta ci diceva. Toccavi anche il discorso dei social, l'importanza dei social l'hai messo più sul versante, potremmo dire, del mondo ecclesiale. Può essere uno spazio attraverso il quale i social vengono comunicate storie, e da queste possono anche nascere cammini di conversione, cammini di avvicinamento alla Chiesa. Se lanciamo la palla sul versante giornalistico o anche della gente comune, i social, che ruolo possono avere? Personalmente ho fatto qualche passo indietro dopo qualche esperienza negativa nel mondo dei social, però forse è possibile anche in questo caso utilizzarli in una prospettiva costruttiva. Sì, tutto molto interessante e divertente, grazie Don Manuel, mi sono ritrovata in molte cose. No, i social sono una grandissima opportunità, ma come ogni strumento, piattaforma può nascondere delle insidie, no? Dipende sempre da come noi poi li utilizziamo, e qui potremmo parlare anche dell'intelligenza artificiale con le stesse parole.
Sono strumenti che però hanno permesso di fare una cosa importante. Noi come Constructive Network stiamo facendo un lavoro di ascolto delle persone, dell'informazione. I social network hanno accorciato le distanze, quindi adesso ci si può relazionare con chi fa informazione. Quindi il primo aspetto importante è proprio questo, quello di aver creato in qualche modo una relazione con le persone. Poi se le testate giornalistiche, quelle che citava tra l'altro Don Manuel, sono forse quelle in cui si trova più giornalismo costruttivo in realtà, e quindi insomma se le avete capite bene lì lo trovate. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento ci danno quell'opportunità di scelta di cui parlavamo prima, no? Chi seguire, da chi farci informare in qualche modo. E poi hanno fatto un'altra cosa, e qui mi perdonino anche i colleghi giornalisti, però bisogna farci pace con questo. Hanno fatto in modo che l'informazione, o comunque la fonte di informazione, si allargasse, il che anche qui da un lato è un problema, perché chiaramente se anche la persona che passa per strada pubblica un video di un fatto di cronaca, di fatto sta facendo informazione, ma non ha le competenze, non ha delle regole deontologiche, etiche come il giornalista, non ha la professione in mano, però di fatto fa informazione. Però allo stesso tempo quello che è successo è che è nata tantissima informazione dal basso, e questo riguarda soprattutto i più giovani, perché sono nati dei progetti editoriali che non hanno un sito di informazione, hanno dei profili social e fanno informazione talvolta migliore dei media, con un linguaggio adatto ai ragazzi, per cui fanno comprendere ai ragazzi tematiche politiche. È vero che i ragazzi io spesso sono nelle scuole, che non si interessano ai partiti, perché i ragazzi in realtà hanno capito molto meglio di noi il valore delle sfumature e quindi la non polarizzazione, perché l'informazione che cosa fa sui social? Ci chiede di prendere posizione, no? Da che parte stai? Sempre, è la comunicazione basica, sono le call to action, chiamano quelli bravi, dei post e dei contenuti. In realtà i ragazzi non vogliono prendere una posizione netta, loro hanno diverse sfumature di pensiero, e quando io chiedo loro: ma voi vi informate, dove vi informate? La prima cosa che mi dicono è che non si informano sui media su cui ci informiamo noi, perché lì loro vengono sempre trattati male. Cioè loro nei media mainstream vengono sempre definiti come una generazione sfaticata, che non ha creatività, che vuole tutto subito, che sta attaccata ai social network, eccetera. Quindi si vanno a informare in questi progetti che nascono sul digitale e che hanno permesso di accorciare la distanza anche con loro. E non solo, un ultimo dato che sempre il Digital News, l'istituto Reuters ha pubblicato sui giovani e l'informazione, è emerso che loro non la vanno neanche a cercare. Loro scrollano, come dicono, i contenuti su TikTok, su Instagram, e poi se capita una notizia che gli piace, si fermano. E come fa a piacergli quella notizia? Deve essere creativa, deve avere un linguaggio adatto a loro. L'informazione come la immaginiamo noi, loro non la sentono distante perché è difficile. Invece cercano immagini, cercano parole più vive, no? E quindi vanno a cercarsi questi progetti editoriali. Perciò che cosa succede sul digitale rispetto all'informazione? Che noi giornalisti, qui lancio una provocazione ai colleghi, poi se volete ne parliamo, abbiamo bisogno di scendere un po' dal piedistallo su cui la nostra categoria ci ha messo e iniziare a dialogare con le persone e capire, attivare proprio il libro che citava Don Alessio, il giornalismo in relazione, parla di counseling, perché il counseling ci ha insegnato per esempio che nel giornalismo si può anche ascoltare i bisogni delle persone per cercare di andare incontro con l'informazione, e su questo il digitale è una grandissima opportunità. Dopodiché bisogna anche diventare così preparati da riconoscere quelle che è l'informazione invece è scorretta, falsa.
polarizzata, e lì bisogna farsi proprio una propria cultura proprio un'educazione all'informazione che è importantissima per i ragazzi ma anche per noi adulti, perché noi siamo abituati sempre a l'ha detto la TV, l'ho sentito al TG, l'ho letto sul giornale, e non è più valido, perché adesso potrebbe essere anche qualcosa che non funziona, e anche i giornalisti, ahimè, purtroppo cascano a volte in informazioni scorrette per pigrizia, mancanza di tempo, eccetera. Grazie Assunta. Rilancerei a Don Manuel questa riflessione ancora sui social. Magari se ci parli della tua esperienza, come ti sei iniziato a questo mondo, come è nata Scherzi da prete, e poi da lì via via anche il libro Le confessioni di un parroco imbruttito. Anche alla luce appunto di questa esperienza forse puoi darci dei suggerimenti su come pure noi, giornalisti o no, possiamo comunicare in modo efficace o significativo. Mi ha colpito che hai più visualizzazioni di Sequeri, che anche per me è un mostro sacro, ma immagino che dipende proprio dal tipo di linguaggio che in quel contesto funziona un certo tipo di linguaggio e non quello accademico, magari altamente teologico. No, allora, secondo me lo sbarco della Chiesa sui social ha un anno, che è il 2020, non c'è dubbio, fino all'anno prima non è... Cioè, no, si usavano, però secondo me ci sono 3 modi con cui tu puoi usare un social network. Il primo, che è modalità informativa. Profili Facebook delle parrocchie ci sono sempre stati, posso mettere il volantino della sagra della Salamella della parrocchia X e tutti sanno che c'è la sagra della Salamella. Normalmente la parrocchia X la cercano semplicemente i parrocchiani, forse qualche amico che è passato di lì, ed è un ruolo informativo, e quello c'eravamo. Difatti già quando c'è stato il lockdown, credo, tante parrocchie trasmettevano le messe su Facebook perché ce l'avevano un profilo Facebook. Poi c'è un secondo livello, non so se ci sono catechisti tra di voi o gente che fa quelle robe qua, evocherò un nome che mi ha salvato la vita più volte, Qumran.net. Qualcuno sorride, è una banca dati enorme dove se tu avevi catechismo alle 16 ma alle 15:45 non avevi preparato nulla, tu scrivevi devo parlare di, e trovavi una serie di robe da scaricare e tu andavi al momento e le facevi, e ci sta. Sequeri su questo funziona un sacco, funziona archivio una lezione per cui una persona che è interessata va perché sta approfondendo questo tema ed è interessato a vedere questa cosa, e questo lo facevamo. Non è dal 2020 che troviamo contenuti sui social, lezioni, materiale, condivisioni. YouTube era già utilizzato soprattutto per questo, dove trovavi la registrazione di cose che erano avvenute in presenza, e se tu avevi interesse ad andare a recuperarlo potevi andare a prenderla. La terza funzione, che invece è propriamente quella testimoniale, se vuoi nel linguaggio più si dice influencer, a noi piace più parlare di testimone, e questa l'abbiamo scoperta nel 2020. Devo evocare un nome adesso, anche questo è diventato piuttosto divisivo nell'ultimo mese, che è Alberto Ravagnani, che è stato il primo. Noi dobbiamo riconoscergli il merito indubbio in Italia di essere stato il primo a cercare un format adatto a YouTube. Non ha fatto su YouTube quello che potresti fare in presenza, ma ha cercato un linguaggio adeguato. Poi ci abbiamo provato con Instagram, sempre lui è stata una delle pagine più su Instagram che ha funzionato. Don Cosimo Schena, non so se qualcuno lo conosce, su Instagram ha avuto un grandissimo seguito perché ha usato questo format, immagini evocative e frasi evocative semplici che colpissero al momento, che poi rimandavano ad altri contributi di intrattenimento. Don Roberto Fischer, che forse qualcuno conosce, che ha usato TikTok con una modalità adeguata a TikTok, quindi si è un po' provato a parlare le lingue dei social, capendo che non puoi semplicemente mettere una cosa che faresti in presenza e la metto semplicemente sul social. Ma se ci pensate, quando io faccio un'omelia sto dicendo una cosa nel linguaggio dell'omelia, che non può essere la lezione, che non può essere la chiacchierata al bar, che non è la catechesi.
l'omelia richiede un format adeguato a quello che sto dicendo, un tempo contenuto, poi le scuole di pensiero sono tante su quali sono gli ingredienti che bisognerebbe tenere per fare una predica. Il mio parroco mi ha detto la regola fondamentale: 5 minuti va bene a tutti. Questa è la sua regola abbastanza fondamentale a cui io cerco di attenermi, 5-6 minuti, anche se hai detto fesserie va comunque bene. Però che cosa dire? Chiede proprio un formato. Allora, io devo dire che la mia esperienza è nata proprio mettendo online quello che avrei fatto in presenza, nel senso che i primi video, lo raccontavo prima a pranzo, durante la pandemia ero a Parigi perché stavo finendo il mio lavoro di dottorato ed ero all'Institut Catholique rinchiuso in una stanza. Facevo comunque gli incontri in parrocchia e li facevamo online, quindi mettevo un piccolo video di commento al Vangelo e poi ne parlavamo. Ma un ragazzo mi ha detto: no, ma ci mandi le robe su Instagram, su WhatsApp, ci occupi il cellulare con il peso che ha il video, non lo puoi mettere su YouTube e ci mandi il link, così non dobbiamo per forza scaricarlo. Gli ho detto: guarda, lo farei anche, ma non so come si fa. Ho detto: dai, mi sacrifico io, lo mandi a me e poi lo carico io. Ha iniziato a farlo e mi è sempre partiti così sulla roba. Tra l'altro il nome l'ha scelto lui, cioè ha scelto lui di chiamare Scherzi da Prete il mio canale, non gli avevo dato un nome in realtà. E poi la cosa poi ho visto un po' Don Alberto e ho detto: proviamo a vedere se si riesce a fare una cosa con un certo formato. E quindi la vicenda è stata un pochino questa. Credo che ragazzi, davvero la mia è una piccolissima realtà, cioè se pensate il prete in Italia più seguito comunque è Don Stefano, è padre Stefano di Rovato, non so se lo conoscete, ha questo canale dove commenta tutti i giorni 5 minuti il Vangelo su YouTube e ha superato il 1 milione di iscritti al suo canale. E quindi la mia realtà è veramente minuscola, ne sono perfettamente consapevole, ci mancherebbe. La cosa che mi sono detto è cosa ho da dire diverso io da altri. Allora, 2 cose. Primo, so di non essere sequeli, però so che ho imparato a usare questi mezzi. Vorrei dire le cose che qualcuno dice in modo più intelligente. Io non sono un grande creatore, ma sono un divulgatore. E si può essere dei divulgatori, non per forza dei grandi creatori, dei grandi teologi. Perché non dire delle cose che altri dicono, ma non in questo formato, utilizzando il formato? E quindi cerco di tradurre alcuni contenuti che chi pensa davvero di mestiere fa, provando a dirli in un formato che sia quello che si può dire su un social network. La seconda cosa, da cui è venuto anche il libro Le confessioni del parroco imbruttito, a me piace il sarcasmo e l'ironia come mio modo di fare, mi sembra che sgonfi molto, quindi fare ironia, trovare il lato buffo delle cose, demitizzare è una cosa che mi piace un sacco. Concludo, ho provato a scrivere, era venuta questa serie di video, il parroco imbruttito che fa delle robe sui social, i sacramenti, il Natale, la Pasqua, l'estate, da qui ce n'è venuto il libro. Una cosa molto bella che mi hanno scritto, non parlo di centinaia, però qualche decina di preti che ha visto, che ha letto, dicendo che il sarcasmo aiuta ogni tanto e anche l'ironia a sgonfiare. Non è facile fare niente oggi, ma neanche i preti. Io mi trovo in questa unità pastorale dove siamo in 6 parrocchie, quello che prima facevano 6 preti adesso lo dovresti fare da solo. È vero, mio papà mi dice provate ad andare sul cantiere, benissimo, hai ragione, però è verissima questa roba qua, però sta diventando un po' complicatino, questo sì, sotto alcuni punti di vista, e a volte sgonfiare quelle robe che rischiano un po' di diventare ingombranti. Posso giocarmi ancora un minuto solo? No, perché dai, la dico sta cosa qua, tanto ormai la carriera episcopale è così. No, uno dei vizi che noi abbiamo tante volte nei documenti è quello di usare le parole cambiandole pensando di aver risolto i problemi. Faccio un problema, non c'è il vescovo quando è venuto, no, nel senso, tante volte i vescovi hanno un problema, non hanno più i preti. Io sono convinto che i preti presenti, ditemi se non è vero, se il vescovo andasse il giovedì santo, messa del crisma, e dice ragazzi siamo rovinati, non abbiamo più i preti, cerchiamo di fare quello che possiamo, noi i preti andremo in capo al mondo per dare una mano al vescovo. Quella cosa che ogni tanto ti imbruttisce un po' è no, non è vero che non abbiamo i preti, ma adesso abbiamo intuito il valore dell'unità pastorale. Ma non è vero, non è verissimo per niente. Se ci fossero un prete per parrocchia non le faremmo le unità pastorali. Ma perché devi dirmi? Poi, avete presente, tutti voi avevamo un problema qualche anno fa, la catechesi del dopo cresima. Vi ricordate questo problema enorme che avevamo? Quindi 3/4 non vengono più a catechismo. Che il problema è questo? Ma adesso non ce l'abbiamo più questo problema, perché adesso abbiamo il problema della catechesi mistagogica, che è uguale.
è la catechesi del dopo cresima. Te vai a vedere cos'è la catechesi mistagogica, però se la chiami mistagogica è presente, abbiamo risolto il problema. E non che non abbiamo risolto il problema, quindi a volte rischiamo di trovare queste mega costrutti. Ieri ho fatto questo incontro con gli insegnanti di religione, no, andate a leggere la nota della CEI per l'insegnante di religione. Io meno male che non lo faccio. Deve essere un testimone adeguato, all'altezza della roba, sempre formato, punto di riferimento nella comunità scolastica di fronte alla fluidità del nostro tempo. Punto 38, c'è scritto così. Io ho una grande stima dei miei insegnanti di religione, però adesso che la Gasparotti mi sia il mio punto di riferimento nella fluidità del mondo, anche no, ci andiamo d'accordo. No, è che usi ste parolone enorme che a volte ti mettono un'ansia. Ecco, io cerco di smitizzare un po' quando racconto delle robe dicendo aspetta, c'è la parola, ma che ci sta dietro? E quando vedi cosa ci sta dietro viene anche una cosa più vivibile. Basta, ho preso troppo tempo. Grazie. Grazie Giovanni, grazie Assunta. Rilancerei un'altra domanda e dopo lasciamo un po' di spazio alle domande del pubblico sull'intelligenza artificiale. Abbiamo citato i social, abbiamo parlato della comunicazione nell'ambito ecclesiale, abbiamo parlato di giornalismo costruttivo. L'intelligenza artificiale è un tema, poi possiamo dire intanto, che sta molto a cuore a Papa Leone, il suo ministero si apre proprio con un riferimento a questo tema. Tra poco uscirà una enciclica sull'intelligenza artificiale, Magnifica Humanitas. Che cosa possiamo dire di questo? L'intelligenza artificiale nell'ambito della comunicazione, anche questa può essere un'opportunità, una minaccia. Nel mondo giornalistico per lo più viene vista con un po' di sospetto perché sembra che porti via posti di lavoro, che sostituisca. Può essere vista anche qui in modo positivo o ci sono delle attenzioni da avere? Che cosa possiamo fare? Assunta, a te. Grazie. Allora, sì, intelligenza artificiale è un tema che ci tocca tutti da vicino. Chi usa l'intelligenza artificiale di voi? Alzate le vedi queste mani. Chi? La usa, signora? Brava. E che cosa usate? ChatGPT? Come? Gemini. Gemini, anche lei, è già avanzata, perché ChatGPT sta perdendo quota. Ma sapete da quanto noi usiamo l'intelligenza artificiale? Secondo voi? 10 anni. Insomma sì, perché ogni volta che abbiamo messo Google Map abbiamo usato l'intelligenza artificiale, ogni volta che abbiamo prenotato un booking, su Booking un hotel abbiamo usato l'intelligenza artificiale in qualche modo, quindi è in realtà presente tra noi da molto tempo. Chiaramente ultimamente è venuto fuori il tema sull'aspetto più di contenuto, di ricerca. Adesso si fa ricerca direttamente con l'intelligenza artificiale, no? Google ci restituisce già quello che viene messo insieme dall'intelligenza artificiale. E quindi la domanda nell'informazione è: ci ruba il lavoro? I giornalisti subito in panico. E io, che ai corsi di informazione lancio sempre provocazioni, dico: bene, se noi giornalisti abbiamo paura che l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro, chiediamoci come stiamo lavorando. Perché se c'è una cosa che non può fare l'intelligenza artificiale è consumare la famosa suola delle scarpe per andare a cercare le storie e vivere le esperienze. Quello che può fare è riprendere la notizia dell'ANSA e riportarla sulla testata giornalistica, e lo fa anche meglio di noi perché toglie gli errori, che invece a volte venivano visti proprio replicati. Quindi il tema qui è importante perché quello che può fare nell'informazione, per esempio, è toglierci il tempo di lavori più automatici. Mi immagino dover analizzare 20 pagine di uno studio per fare un articolo. Ok, mi può aiutare l'intelligenza artificiale. Qui nessuno ha nominato Claude, ma Claude è eccezionale in questo. Notebook LM è eccezionale in questo. Poi io ci metto l'esperienza. A me vengono un po' i brividi quando mi rendo conto che i colleghi scrivono i testi, usano proprio le parole che sono il nostro strumento, che arrivano dall'intelligenza artificiale, perché non è quello il valore che può dare a noi giornalisti. Un'altra provocazione che mi piace lanciare è che se noi continuiamo
a riportare testi dell'intelligenza artificiale, fra un po' l'intelligenza artificiale non avrà più niente da prendere, perché quello che lei ci restituisce arriva da quello che noi esseri umani abbiamo messo online. Quindi o noi continuiamo a produrre qualcosa di autentico, di nuovo, o a un certo punto sarà tutto uguale a se stesso. Quindi piuttosto che spaventarsi, forse, occorre fare veramente anche qui un passo un po' indietro, osservare, capire come utilizzare questo strumento. Dal lato invece del pubblico che si informa, chiaramente l'intelligenza artificiale può diventare un pericolo perché errori ne fa ancora tantissimi. Quindi non usiamola come unica fonte di informazione. Quando ci restituisce un'informazione andiamo poi a cercarci le fonti. A me per esempio quando devo fare magari la cronologia di un fatto eccetera, quindi gliela chiedo, poi dico ok, dove hai letto questo, dove hai trovato questo, dove hai trovato questo, e tante volte la risposta è allora qui ho messo un po' insieme una mia idea. No, non devi mettere insieme una tua idea, mi devi restituire il dato. Tant'è che vi lascio con questa cosa divertente. Tempo fa su LinkedIn girava una sfida di far creare a ChatGPT un'immagine del rapporto, della relazione che avevamo avuto durante gli ultimi anni in cui abbiamo lavorato insieme. Quindi io e ChatGPT che rapporto abbiamo avuto? Tirami fuori l'immagine. E l'immagine era di un robottino che sudava e scriveva, e io che dicevo no, cambia questo dove l'hai preso, ma questo invece che fonte ha? Allora io gli ho scritto scusa ma sono stata così terribile? No dai, adesso stavo scherzando, perché poi è sempre gentile. In realtà però mi hai sempre fatto delle domande per cercare di capire il mio lavoro, come avevo lavorato. Ecco, questo deve essere la chiave, continuare a fare domande, continuare a imparare a fare le domande all'intelligenza artificiale, perché c'è proprio un modo per poterla interrogare che diventa funzionale a qualunque cosa noi stiamo cercando, e non accontentarsi delle prime risposte che arrivano, perché altrimenti si rischia davvero di cadere nella cattiva informazione. Grazie. Rilancio la stessa domanda anche a Don Manuel, invitandolo anche magari a aiutarci a riflettere sul fatto che la Chiesa si interroga sull'intelligenza artificiale. Perché poi ricordo, oltre a Magnifica Humanitas, che dovrà uscire a breve, di Papa Leone, anche il messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali che la Chiesa celebra il giorno dell'Ascensione, domenica prossima, Gesù sale al cielo, quindi l'idea è un po' quella della comunicazione a tutto il mondo. Anche quel messaggio di Papa Leone è dedicato all'intelligenza artificiale, custodire voci e volti a questo titolo, ma va nella direzione sempre del conservare e recuperare la dimensione umana della comunicazione. Don Manuel, a te. Ricordiamo una cosa, che il presidente del comitato voluto dal governo sull'intelligenza artificiale è un prete, che è Fra Paolo Benanti, che è un terziario francescano, nonché è consulente per 1000 parti in giro per il mondo di questo tema, se ne occupa ed è stato uno dei pionieri di studi su questo tema. Quindi sì, c'è questo interesse, mi sembra ci sia. Condivido 2 riflessioni. La prima, secondo me c'è un problema per cui è lì sulla porta, un po' inconfessato, ma si ha un po' paura ad affrontarlo, perché affrontarlo aprirebbe una serie di cose inquietanti. Lo prendo da una frase che ho trovato scritto, no dai, adesso lo cito, il giornale L'Avvenire, che dice delle cose molto belle, e c'era un articolo molto molto bello di Raul Gabriel, che è questo artista che però ha fatto tutta una serie di interventi dove ha parlato anche sull'intelligenza artificiale, e dice una frase che mi ha molto colpito, che l'intelligenza artificiale è molto più simile a noi di quanto noi siamo simili a lei. Che cosa vuol dire questa roba qua? C'è una ricerca molto interessante, se vi interessa vederla, del 2022, che si intitola Morire all'italiana,
e racconta un po' cosa pensano gli italiani della morte e anche della vita dopo la morte. Pazzesco, il secondo capitolo è pazzesco e inquietante. Ci sono cristiani che dicono di essere cattolici praticanti che credono nell'incarnazione, ci sono cristiani cattolici praticanti che pensano che non ci sia nulla dopo la morte, ci sono cristiani cattolici praticanti che pensano che dopo la morte ci sarà una dimensione ma non più personale, non credenti che pensano che c'è una vita dopo la morte e non credenti che pensano che ci sarà un'incarnazione. C'è un piccolissimo problema, che con l'intelligenza artificiale, che ha come nonno gli studi delle neuroscienze, cioè come funziona la nostra mente, si è rotto un incantesimo. E l'incantesimo è che l'uomo è un corpo e un'anima. L'anima, vedila tu che cos'è, ma è la parte immateriale dell'uomo. Se vuoi pensi che sia eterna, se vuoi pensi che non lo sia. E invece sviluppando l'idea che in realtà la nostra mente è molto materiale, cioè semplicemente l'epifenomeno di alcuni neuroni. Abbiamo creato una cosa che chiamiamo intelligenza artificiale, che a volte facciamo finta di non riusciamo a distinguere dall'essere umano. E tante persone stanno pensando in questo modo qua, ma non ce n'è un'anima, ho una mente, che è l'epifenomeno di un qualche cosa di materiale e non mi serve altro per spiegare l'essere umano. Poi, se muoio, ho un po' paura e vado a rispolverare quest'anima. E però vediamo come voglio io. Se si reincarna va bene, se non si reincarna non va bene. Io vado a messa tranquillamente la domenica, ma se mi fa piacere pensare che mi reincarnerò, lo penso. E questo è un grosso problema antropologico. Noi, secondo me, sulla visione comune, siamo molto più simili nel sentire l'intelligenza artificiale di quello che pensiamo. E questa questione antropologica un giorno o l'altro andrebbe aperta su cosa l'intelligenza artificiale dice di noi, su cosa abbiamo pensato che sia l'essere umano, generando un'intelligenza che chiamiamo artificiale, perché abbiamo pensato che l'intelligenza fosse quella roba lì. E se apriamo questa parentesi, secondo me vengono delle cose interessanti e anche un tantino inquietanti. E poi una seconda ordine di pensiero che mi viene, che è, allora, la parola di Dio, parlo un attimino da teologo, qualsiasi cosa la pensiamo, ha avuto tanti shock e ogni shock è stato un macello. Il primo shock è quando si è fatta carne. In principio era il verbo ma non era carne, poi a un certo punto il logos si fa carne ed è stato uno shock. Ne è venuta la controversia ariana, almeno perché non abbiamo pensato che potesse davvero Dio prendere una carne. Il secondo shock è quando è diventata scritto. I cristiani non hanno mai pensato che servisse scrivere inizialmente. Paolo era abbastanza convinto che Gesù sarebbe tornato prima della sua morte, dunque non era necessario scrivere. Poi quando vedono che va un po' in ritardo il treno, hanno iniziato a scrivere due robe. Ma andate a vedere la seconda lettera di Pietro. Pietro dice, Paolo, lui scrive ma sono molto fraintendibili i suoi scritti. Vedete un po' voi, perché guardate che c'è qualcuno che gli fa dire un po' quello che vuole. Non dice proprio così, l'ho un po' traslitterato io, ma grosso modo è quello il contenuto. Poi andate a vedere come finisce il libro dell'Apocalisse. A chi si azzarda ad aggiungere anche solo una cosa, che gli cadano addosso tutte le sciagure scritte in questo libro. E questo è testuale, proprio scritto così, perché lo scritto è ambiguo, può essere manipolato, può essere frainteso, può essere interpretato male. Quarto shock, quando addirittura lo scritto è diventato libro che si diffonde, e lì abbiamo 17 Vangeli apocrifi, perché non erano tutti d'accordo su quello che andasse scritto quando bisognava farlo diventare un libro. Poi altro enorme shock, quando il libro è diventato stampa, lo possono leggere molte persone, non è più solo conservato in un monastero, e lì ne è venuta la riforma. Sarebbe impossibile pensare alla riforma senza la stampa, senza il mezzo a stampa. E l'indice dei libri proibiti. Vi ricordo che nella Chiesa Cattolica è da 50 anni che puoi avere la Bibbia a casa. Prima ti serviva il permesso del parroco, perché il libro è pericolosissimo. Poi ne è venuta la forma digitale dei libri. Io me lo ricordo in seminario quando ci dicevano però attenzione che se usi la Bibbia in formato digitale poi ti dimentichi il libro, e il nostro professore di Bibbia voleva che tutte le volte, anche quando usassimo il digitale, dicevamo capitolo tot, versetto tot, perché altrimenti impari a cercare le parole e non ti ricordi più dov'è nel libro. Adesso la parola è diventata dato, token, che poi da cui l'intelligenza artificiale combina per estrarre dei nuovi contenuti. Ne abbiamo un pochetto paura, sì,
è affascinante, moltissimo. È successo qualcosa di nuovo? Sì, ma non nello stile, perché in tutti gli altri 6 shock abbiamo sempre avuto enormi problemi. Di solito ci siamo arrivati tipo sul libro, la stampa è del 1400 e abbiamo iniziato a dire sì, puoi tenerlo in casa 454 anni dopo. Speriamo che questa volta riusciamo a fare un po' prima, ecco, di 450 anni, su quanto questa cosa qua si può usare, ed è una roba interessante. Grazie. Allora abbiamo una decina di minuti, 15, per delle domande da parte vostra, ne avrei ancora, però magari le tengo per l'ultima mezz'ora. Adesso c'è la bravissima Beatrice con il microfono e se alziamo la mano vi porta subito, ecco, Francesco. Domande brevi, magari ripetiamo il nome. Grazie, sono Francesco. Volevo chiedere a entrambi sul fatto del limite. Quanto è importante che chi usufruisce dell'informazione, anche dell'intelligenza artificiale, abbia la consapevolezza del limite dello strumento, che sia il professionista, che sia l'intelligenza artificiale o qualsiasi altra cosa, perché magari, ecco, se io mi aspetto che voi possiate darmi la pienezza della verità, mi illudo che anche l'intelligenza artificiale, quindi chi è deputato a consapevolizzarci di avere questa consapevolezza, insomma, del limite di ogni strumento? Grazie. Ne raccogliamo. Eccoci, sono Amedeo, grazie Don Manuel per aver ricordato che l'omelia è un testo liturgico, è un suo stile, io ci avevo fatto la tesi di baccellierato su questo, quindi insomma le omelie un pochino bisognerebbe capire come sono costruite. E a questo proposito volevo chiedere il linguaggio della liturgia, che per sua natura cerca un pochino di superare il limite del linguaggio, di diventare una parola che accade praticamente, e ce la fa? Può servire, è cambiato in questi anni la liturgia, analogamente da parte dei giornalisti che raccontano il conclave, per esempio questo aspetto liturgico rimane un po' in ombra, perché in genere viene raccontato un po' come uno scontro tra destra e sinistra nella Chiesa, perché quella è la polarizzazione che viviamo. Ancora raccogliamo magari un'altra domanda se c'è, se no lasciamo a Assunta e Manuel di rispondere. Assunta, magari parti tu con la prima domanda. Sì, parto io con la prima domanda, grazie per averla posta, perché io credo che in questo l'informazione abbia un ruolo fondamentale, proprio con la corrente del giornalismo costruttivo noi riteniamo che il giornalismo abbia un po' anche una funzione di educazione dell'adulto. Che cosa significa? Che le notizie che noi leggiamo sull'intelligenza artificiale sono in questo periodo storico per lo più, poi io non amo generalizzare, ma per lo più sono o notizie cioè spaventiamoci tutti perché stanno succedendo dei disastri, oppure notizie di chi si affida eccessivamente all'intelligenza artificiale, no? I ragazzi che chiedono aiuto anche psicologico quando sono in crisi, persone che iniziano a fare domande sulla salute. Quindi tutti questi elementi qui sono delicatissimi e l'informazione deve trattarli con il dovuto rispetto e soprattutto con una grande responsabilità. Io credo che la parola chiave sia questa. E perché intanto, se vi dicevo prima, io vado nelle scuole, non so anche Don Manuel se può dirmi la stessa cosa, ma io quando chiedo ai ragazzi: voi fate domande all'intelligenza artificiale sul vostro stato di ansia eccetera, qualcuno dice: ma boh, sì, ci provo, ma poi non mi piacciono le risposte, quindi chiamo un amico. E questa cosa non emerge nell'informazione, anzi sembra che stiamo sempre lì. Anche io ho una figlia quindicenne che usa il notebook LM per studiare, perché gli fa gli schemini e poi lei studia. Va bene, io le ho fatto una testa tanto che non devo usarla in modo sbagliato eccetera, però loro la sanno usare in realtà, sono curiosi, la esplorano, e non necessariamente per quel tipo di informazione, e questo però non emerge.
Quindi non emerge neanche l'intelligenza dei ragazzi nell'utilizzo dello strumento. Dall'altro lato il tema salute è un altro che io sto osservando tantissimo, perché trovo che sia veramente delicato, quando si dice ha fatto la diagnosi sbagliata e non andando dal medico poi insomma le cose si sono complicate, oppure è andato dal medico che ha sottovalutato e poi l'intelligenza artificiale ha detto le cose come stavano e quindi si è salvato la vita. È un'informazione terribile questa, perché non si spiega. Allora l'intelligenza artificiale è ovvio che attinge a studi, a casistiche, ai siti degli ospedali, e quindi ci restituisce un'informazione che non è completamente sbagliata, perché ha delle fonti istituzionali, sempre chiediamo di utilizzare quelle ovviamente, ma non può mancare il consulto medico. Quindi qui il limite è unire le due cose. Per esempio io ogni tanto faccio esperimenti, se voi mettete qualche documento nell'intelligenza artificiale di qualunque natura che vi riguarda o che volete analizzare, fa un'analisi interessante, però poi il limite qual è? Che i puntini li può unire solo l'essere umano con l'esperienza in qualunque tema. Quindi secondo me uno delle cose importanti che deve fare l'informazione, quindi parlo più per questa parte che mi riguarda, è proprio quella di cominciare a raccontarla con serietà e con responsabilità, perché poi purtroppo quello che dimentichiamo a volte noi giornalisti è che i nostri articoli, i nostri servizi entrano nella vita delle persone, ma noi non sappiamo se quelle persone hanno gli strumenti per capirle, per contestualizzarle, per mettere insieme tutti i puntini e farsi un pensiero critico costruttivo. Grazie Francesco. E sull'altro, io posso aggiungere poco, però è vero, anche in quel caso la polarizzazione è molto forte, e anche in quel caso ci sono tantissime, negli ultimi anni lavoriamo molto con l'UXI, come Constructive Network, perché il presidente nazionale è nel nostro network, e mi accorgo di come l'informazione racconti male la Chiesa, proprio l'istituzione. E questo è un dramma, ma che si potrebbe secondo me espandere a varie tematiche, proprio una continua spinta alla polarizzazione che ci sta distruggendo. Quindi dobbiamo essere noi a cominciare a dire no, aspetta, qui mi chiede di prendere posizione netta, allora no, vado a cercarmi dell'altro. Grazie. Sottoscrivo totalmente le cose un po' sulla prima domanda, quindi mi permetto solo di aggiungere una cosa, che l'intelligenza artificiale ha messo un sacco in crisi soprattutto gli insegnanti, nel senso che se abbiamo un problema con le verifiche, tu non puoi più far fare niente a casa perché lo fa l'intelligenza artificiale, ma il nostro grosso problema è che non abbiamo la fantasia adeguata per riuscire a tirare fuori dal ragazzo quello che non potrebbe fare l'intelligenza artificiale. Quindi ci stiamo accorgendo che tutto sommato i nostri ragazzi erano intelligenze fatte con neuroni di carne, ma che li trattavamo come intelligenze artificiali, e non è facile fare il passaggio su che cosa c'è di non trasferibile a una macchina dei nostri. Io faccio una fatica boia a pensare come c'è le crocette, ragazzi, a maggio ti salvano la vita, gente a correggere una verifica a crocette è una soddisfazione, mettersi a leggere è un po' più un problema, e quindi questo secondo me è una questione. No, sulla liturgia, grazie alla domanda interessantissima, un po' di pensieri sugli ho spesi in questo tempo sulla liturgia. È un linguaggio la liturgia, anche, non solo, è un linguaggio molto complesso che ha a che fare con un sacco di robe e che avrebbe anche l'ambizione di arrivare al non dicibile dell'essere umano. Casel, grande maestro della riforma liturgica, che ha ispirato la riforma liturgica, diceva: se la liturgia non ci porta all'aspetto mistico, cioè a quelle robe che a un certo punto non posso più dire, non è veramente liturgia. Però è vero che lui diceva che bisogna fare dei passaggi comunicativi per arrivarci. Il difetto che secondo me hanno le nostre liturgie è che un robot dotato di intelligenza artificiale le potrebbe celebrare, perché spesso la nostra liturgia è molto algoritmica, è molto contenutistica. Non so se lo sapete, Manzoni ha scritto un trattatello interessante sulla messa. Se è più giusto dire sentire messa o udire messa, ha scritto questo saggio, e lui diceva meglio udire, perché sentire ha a che fare anche con l'aspetto emotivo che con la messa non c'entra. La messa deve essere udita, è una parola razionale
Vaticano II, certo, aspetta, Manzoni bravo, ha scritto le robe pazzesche, adesso sembra che non si possa più fare promessi sposi perché i ragazzi non capiscono, vabbè, vedete voi, comunque ha scritto delle robe interessanti e che secondo me è meglio fare, e anche al biennio delle superiori, e però sulla messa hai capito niente, abbi pazienza, nel senso che no, la liturgia non è solo una cosa che va udita, ma è una cosa che deve in qualche modo convocare e scombinare l'essere umano, e quindi servono tutte quelle dinamiche che vanno oltre l'udito. Vi dico un paio di assurdità della nostra messa, per cui un robot che è caricato con l'intelligenza artificiale, se lo ordiniamo risolviamo il problema dei preti. Qualcuno va a messa, dai, di voi, no? Dai, venite a festival biblico, vuol dire che i preti non mi stanno così antipatici, quantomeno. Se vi capita di andare a messa una volta, presente quella roba lì, insieme agli angeli e ai santi cantiamo santo, 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 che è un'assurdità. È come andare allo stadio e fare Ale o. È uguale. Cantiamo, ma facciamo santo, santo, santo. E adesso non ce ne accorgiamo che è una cosa che fa ridere. Ma com'è possibile cantiamo una cosa che tra l'altro si ripete 3 volte santo perché ha senso solo cantata, e invece la diciamo perché di tutta l'intelligenza musicale manco sappiamo cosa sia. Basta l'intelligenza contenutistica. Succede anche da voi che c'è il parroco quando c'è la comunione, presente il momento della comunione, e il parroco era a bere il caffè al bar, fa la messa il viceparroco delle 10, il parroco entra più o meno quando c'è il santo, mette il camice e la stola e viene fuori a distribuire lui le comunioni e poi se ne va tranquillamente, che è un'assurdità. C'era una comunità che pregava, che si era radunata per pregare, ma è presente, se non velocizziamo di 47 secondi la distribuzione della comunione, la polenta scuoce quando sei a casa a farla. È un'assurdità, ma soltanto un valore algoritmo. Dai, tagliamo una cosa, ma invece pensa il valore di mettermi in fila e aspettare, una cosa che è preziosissima. Vai, dai, su, tagliamola sta roba qua, no? Potrei andare avanti fino a domani. C'è un mio amico che diceva che ci vuole più fede a pensare che quello lì sia pane che neanche che in quel pane ci sia il corpo di Cristo, però è comodo, quindi si conserva, non fa briciole e lo usiamo. Secondo me la liturgia può portarci all'indicibile se prima gli abbiamo fatto dire tutto quello che c'è da fare. Gardner dice che ci sono almeno 7 tipi di intelligenza, noi ne usiamo una nella liturgia, che è quella uditiva e del linguaggio. Se iniziamo a dirgli anche tutti gli altri 6, forse ci può portare sulle soglie dell'indicibile e capire che una messa non la può dire un computer caricato con l'intelligenza artificiale. Grazie a Don Manuel, grazie Assunta. Provo a tirare un po' le conclusioni, ma velocissimamente, non di tutto quello che è stato emerso, qualche pensiero che mi porto via da questa prima parte del nostro incontro, vale a dire il riferimento innanzitutto alle storie, alla vita concreta. Questo, come giornalisti, chi si occupa di informazione deve restare sempre decisamente attaccato a questo obiettivo, proprio parlare della vita. Un po' emergeva anche in alcuni altri incontri che abbiamo visto in questi giorni, è fondamentale perché possiamo dire qualcosa, perché il limite del linguaggio raggiunga quello che è il suo obiettivo e costruisca qualcosa di positivo, parlare delle storie. Noi come settimanale cerchiamo, nel limite del possibile, come l'azione settimanale della diocesi, di muoverci un po' in questa direzione. E poi conservare lo specifico umano, la creatività dell'essere umano, la capacità di sentire quello, anche la dimensione affettiva, anche nella liturgia, la dimensione affettiva e emozionale che tante volte trascuriamo. Anche questo dovremmo riuscire a conservare per non lasciarci così sostituire completamente dall'intelligenza artificiale, che tutti quegli altri aspetti così più automatici è in grado assolutamente di fare meglio di noi. Ecco, come invito per i giornalisti dunque le storie, conservare e custodire la creatività e il contatto con la vita, con ciò che è umano. Per tutti noi cittadini l'invito anche a saper scegliere un'informazione che ci aiuti a crescere. Questo, i social, per certi versi anche l'intelligenza artificiale può aiutarci a farlo meglio. Questo non è una cosa di poco conto, se riusciamo a scegliere e a focalizzarci su quelle fonti più attendibili, più vere, che ci permettono di crescere. Mi fermerei qui, uscendo troverete i libri sia di Assunta che di Don Manuel. C'è anche la possibilità di lasciare un piccolo contributo, perché tutta l'operazione Festival Biblico si realizza grazie ai nostri sponsor, ma anche grazie alla buona volontà di tante persone, quindi se potete vi ringraziamo di cuore.